Montagna in ginocchio, nuova pioggia, incubo frane, smottamento provoca il cedimento di un muraglione, strada regionale 203 bloccata tra Cencenigo e Agordo, isolati paesi a nord della strada. Assenza di energia elettrica, acquedotto in tilt, devastazione e crolli. Il governatore Luca Zaia chiede al Premier Conte di sospendere mutui, tasse e pagamenti delle bollette per le popolazioni colpite. Domani il nuovo sopralluogo con il capo della Protezione Civile Nazionale Borrelli. Scenario devastante anche per l'altopiano di Asiago, gli interi boschi abbattuti, corsa contro il tempo per ripristinare la corrente nelle aree ancora isolate. Acqua, fango e detriti sul lago di Garda e l'effetto dell'apertura dello scolmatore Adige Garda per salvare Verona e le zone vicine della Piena dall'allarme dei sindaci. Il Piave si è ritirato, ma tra le province di Treviso e Venezia ha lasciato pesantissimi disagi, alcune famiglie ancora sfollate, comincia la conta dei danni. Con il ponte Bailey chiuso, la Marca rimane divisa in due, domani vertice d'urgenza tra i sindaci della destra Piave per cercare una soluzione, l'appello all'ANAS, fare presto a ripristinare il bypass sul ponte della Priula. Denunciate dalla Guardia di Finanza di Vicenza due dipendenti pubblici che svolgevano un doppio lavoro non autorizzato grazie al quale hanno percepito in vari anni 84.000 euro. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali e torniamo nel Veneto e nella montagna devastati dal maltempo di questi giorni perché è ancora emergenza appunto soprattutto nella montagna bellunese con paesi devastati, famiglie e aziende ancora senza energia elettrica. Intanto l'allerta rimane, è tornata la pioggia e questo ha provocato una serie di frane e smottamenti, una di queste ha completamente ostruito nelle ultime ore la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo e al momento risultano isolati comuni a nord dello smottamento causato dalle piogge che purtroppo continuano a cadere incessanti. In tutto questo la richiesta da parte del governatore Luca Zaia al Premier, al governo di sospendere il pagamento di mutui, tasse e bollette per le popolazioni colpite. Allora il punto nel primo servizio. C'è chi ha parlato di paesaggio spettrale, chi di uno scenario simile ad un post-bombardamento. La montagna bellunese comunque la si descrive è un territorio ferito nel suo profondo, drammaticamente in ginocchio. E basterebbero le immagini a descrivere più delle parole come l'ondata di maltempo di lunedì e martedì abbia travolto i comuni montani, dall'Alpago al Cadore. E l'allerta rossa rimane fino alle 14 di oggi, la pioggia è tornata a scendere come se non bastasse, è comparsa anche la neve. Intanto stamane una frana di terra e fango ha completamente ostruito la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo. Al momento risultano isolati i comuni a nord dello smottamento. Nessun comune o frazione della montagna bellunese è stato risparmiato dalla furia degli eventi. Case e capannoni scoperchiati o allagati, centinaia di alberi abbattuti dal vento, strade interrotte o non percorribili. Interi paesi come Rocca Pietre devastati, trallici divelti con 160.000 utenze senza energia elettrica da lunedì. E come se questo non bastasse, in alcune frazioni si registra una carenza di acqua potabile. Resta osservata speciale la frana del Tessina con il suo volume di oltre 4 milioni di metri cubi che si è rimesso in movimento. Per i residenti della frazione di Funes una convivenza che perdura dal 1960. Speriamo adesso, vediamo più avanti perché ho sempre sentito quando non piove più avanti si muove di più la frana. Il pensiero c'è sempre, difficile negarlo. Come diceva prima il paesano, ci siamo un po' abituati perché la frana del 66 e noi circa ormai 50 anni li abbiamo passati, li abbiamo viste, varie situazioni, però anche le metodologie in cui si muove questa frana sono ben conosciute. Inizialmente si era ipotizzata l'evacuazione proprio della frazione di Funes, ma dopo un sopralluogo dei tecnici del CNR è stato rilevato come 1 milione di metri cubi di materiale sia in movimento verso il torrente e non verso l'abitato. Il CNR e Regione Veneto si è deciso in concertazione che il paese non va evacuato, quindi il paese attualmente è in sicurezza anche perché la Regione Veneto ci ha dato la possibilità di mettere alcune squadre di protezione civile, 5 volontari ogni 12 ore
si alterneranno in questi giorni. Domani in questi territori torneranno in sopralluogo l'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottaccini, il capo della protezione civile Borrelli e il governatore del Veneto Zaia, che in un'intervista radiofonica ha detto: siamo in ginocchio, abbiamo già previsto la chiusura di tutte le scuole, ho chiesto già domenica scorsa l'intervento della protezione civile nazionale, ho chiesto agli istituti di credito dei finanziamenti speciali di sospendere le rate dei mutui, ho chiesto al governo di procrastinare tutto il procrastinabile. Già ieri il Presidente del Veneto aveva inviato al Premier Giuseppe Conte un'informativa nella quale chiedeva un provvedimento ad hoc per agevolare cittadini, aziende ed enti, come la sospensione delle rate dei mutui in essere, di tributi, tasse, imposte e adempimenti fiscali, dei termini di pagamento per le forniture di energia elettrica e gas e di quelli per i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché la possibilità di derogare all'obbligo di pagamento dell'ecotassa sui rifiuti. E la prima risposta, almeno sui social, è arrivata dal Vice Ministro dell'Economia Laura Castelli, proprio in queste ore su Facebook. Infatti il Vice Ministro Castelli ha detto: alcune aree del Paese, in particolare in Liguria e Veneto, a causa del maltempo stanno vivendo ore drammatiche con centinaia di famiglie e aziende in grande difficoltà, intere zone letteralmente devastate, aggiungeremo noi migliaia più che centinaia, e la sospensione degli obblighi fiscali così come delle azioni di riscossione per questi territori sono una misura prioritaria che deve essere accompagnata da un sostegno finanziario per rimettere in piedi la rete dei servizi e delle infrastrutture. Qui questo è l'annuncio del Vice Ministro dell'Economia Laura Castelli. Dunque in arrivo, si spera il prima possibile, stop tasse e cartelle appunto esattoriali e mutui per quelle zone, almeno così è stato annunciato questa mattina su Facebook. Nel frattempo il governatore Zaia ha lanciato un'altra richiesta importante con una lettera inviata oggi al capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli, che peraltro domani sarà ancora con Zaia e con l'assessore regionale Bottaccini in sopralluogo nelle zone colpite. Zaia ha chiesto formalmente l'attivazione di un apposito numero solidale per l'invio di SMS da telefonia mobile e per le telefonate dalla rete fissa. Nella missiva ricorda Zaia che gli intensi fenomeni meteorologici del 27 ottobre stanno interessando tutto il Veneto, hanno colpito l'intero territorio regionale, quindi causando ingenti danni, e quindi in considerazione di questa entità dell'emergenza ritengo utile promuovere ogni sforzo per reperire risorse e aiuti, quindi ha chiesto formalmente l'attivazione di un numero solidale per raccogliere fondi per le popolazioni colpite. Vedremo allora come si svilupperà questa richiesta e che risposta ci sarà. Adesso dalla montagna ci spostiamo, dalla montagna bellunese ci spostiamo all'altopiano di Asiago, un'altra zona dove le immagini parlano da sole. Per capire com'è la situazione ci colleghiamo in diretta telefonica con la nostra Barbara Todesco. Barbara. Sì, l'altopiano di Asiago sta cercando, seppur lentamente, di tornare alla normalità. Possiamo dire che entro la giornata odierna, ci ha detto il presidente dell'Unione Montana, Emanuele Munari, dovrebbero riuscire a collegare la linea elettrica praticamente anche in alcune delle contrade che sono rimaste tuttora isolate. C'è una zona a Foggia, un'altra a Enego, e per quel che riguarda invece il comune di Gaglio, quello che spesso viene ribattezzato come Gaglio 2, ovvero la zona del Gastag, che in parte è ancora isolata. Quello che si è invece riusciti già a risolvere è l'apertura fondamentalmente di tutte le strade, per cui la viabilità principale sicuramente ormai è stata completata e quindi risistemata, e anche le linee telefoniche, soprattutto la telefonia mobile. Questo perché se anche nelle abitazioni magari il telefono appunto non è ancora presente, possa comunque chi ne avesse bisogno comunicare, fosse anche proprio per segnalare le proprie necessità. Il problema reale dunque ora diventa quello del patrimonio boschivo. Praticamente è impossibile fare una stima di quante piante, in prevalenza abeti, siano stati abbattuti dalla furia del vento. C'è qualcuno che dice che l'immagine ricorda veramente quella che c'è stata dopo le guerre mondiali, e da lì bisognerà ovviamente ripartire. Per farlo, martedì in Unione Montana è stata indetta una riunione alla presenza dei tecnici regionali, da cui si farà proprio il punto per capire come riuscire a ripulire questi boschi, a riportarli in sicurezza e permettere ovviamente che l'altopiano di Asiago torni ad avere una vita regolare. Per ora da Asiago davvero tutto, io restituisco la linea.
Grazie a Barbara Todesco. Un'altra zona del Veneto, parliamo del Veronese, meglio della zona del Garda, con le immagini eloquenti del Garda con detriti e fango. Siamo in zona riva del Garda, è il prezzo, possiamo dire così, pagato dal lago di Garda per salvare Verona, ma anche i territori affacciati sull'Adige, dal Trentino fino alla Bassa Padana, dalla piena del fiume di lunedì e martedì scorso. L'apertura dello scolmatore Adige Garda ha evitato dunque danni ovviamente da esondazione, ma ha provocato lo scaricamento nel più grande lago italiano di 350 metri cubi al secondo di acqua nell'Adige, e con l'acqua è arrivato anche fango e appunto detriti. Per questo, con una situazione del genere, i sindaci della zona della Riviera del Garda sono in allarme e stanno ovviamente cercando di capire come muoversi anche per quanto riguarda gli effetti che potrebbe avere questa situazione sul turismo. Questi gli effetti sul lago di Garda appunto dopo il maltempo, per appunto evitare la piena dell'Adige. Un'altra zona, e parliamo del Piave. Il Piave che è sceso e non fa più paura come nei giorni scorsi, l'allerta resta fino alle prossime ore, ma è un'allerta ovviamente che non riguarda quella zona in particolare, ma si contano i danni. Ci sono ancora delle famiglie sfollate sia nella Marca Trevigiana che nel Veneziano. Allora andiamo in zona tra San Donà e Noventa di Piave, il punto della situazione ce lo fa Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno, da San Donà di Piave continuiamo a parlare di maltempo. L'emergenza non è ancora del tutto finita, ma intanto il Piave si è abbassato, lasciando detriti, ingenti costi da sostenere soprattutto per i comuni interessati, con le polemiche inevitabili tra chi anche ha dovuto lasciare la propria abitazione. Lo stesso vale per il tagliamento e anche i corsi d'acqua del porto gruarese. La paura a Eraclea, dove il Piave ha quasi toccato la sommità arginale, è finita, mentre in Golena del Piave a San Donà il comune ha provveduto con i mezzi e tutte le ditte incaricate a pulire il parcheggio e la strada, che è stata riaperta al traffico sotto il ponte della Vittoria, però non dalla parte di Musile. Il parcheggio comunque non è ancora agibile perché è ricoperto di fango. Si è dovuto agire subito prima che questo limo seccasse e diventasse una lastra inamovibile. I lavori pubblici comunque sono stati mobilitati e l'intervento si presume costerà tra i 40 e i 50 mila euro sulla base dei costi sostenuti in passato per gli eventi atmosferici simili a questo. E intanto l'ANCI ha invitato a stilare un bilancio dei danni subiti per svariati milioni tra Noventa, San Donà ed Eraclea, e sarà proprio la cabina di regia in questa fase. Quando l'emergenza sarà conclusa scatterà la ricognizione ai danni che richiede precisione e rispetto delle regole al millimetro, quanto ha sottolineato la Presidente ANCI Maria Rosa Pavanello, perché purtroppo la burocrazia non lascia scampo e i sindaci e soprattutto i cittadini rischiano di perdere risorse in caso di errori o mancanza di documentazione. I cittadini devono fotografare e documentare i danni e lo stesso dovranno fare le amministrazioni comunali per compilare un report dettagliato su aziende, abitazioni e territorio. Tra l'altro ricordiamo che lo stesso governatore veneto Luca Zaia un paio di giorni fa aveva fatto esattamente lo stesso appello: documentare qualsiasi cosa, fotografare, anche fare dei video, realizzarli in modo che poi si possa realizzare appunto questo report dettagliato e fare poi le giuste richieste di risarcimento. Da San Donà di Piave è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie anche Ilaria Marchiori. Torniamo sempre a parlare, restiamo a parlare del Piave, ma ci spostiamo nelle vicinanze, siamo nella Marca Trevigiana e non c'è solo il danno ovviamente dei danni degli allagamenti nelle zone ovviamente più vicine all'area golenale, ma ci sono anche gli effetti collaterali, i danni che si calcoleranno più avanti e che riguardano la divisione in due nettamente della Marca Trevigiana, con il ponte Bailey chiuso, il bypass diciamo sul ponte della Prigola, che è chiuso dal giorno dell'emergenza di lunedì e come sappiamo ci vorranno ancora parecchi giorni, ancora non è stimato quando, per riaprirlo. Nel frattempo i problemi per i trasporti, anche per ovviamente le aziende, rimangono forti. Allora domani è stato fissato un vertice a Susegana con i sindaci della zona, delle intere zone, per capire cosa fare, anche per lanciare l'ultimatum, l'appello che però sa di ultimatum ad ANAS.
Il ponte Bailey rimane chiuso, di tempi per la sua riapertura ancora non si parla e la pioggia di queste ore di certo non aiuta. Intanto la Marca rimane divisa in due, i disagi sono tanti, preoccupano i sindaci della destra Piave che hanno promosso per domani un vertice per fare il punto della situazione. I primi cittadini sono uniti per chiedere innanzitutto all'ANAS di considerare prioritario il ripristino dei collegamenti diretti fra destra e sinistra Piave. Fra l'altro ad aggravare la situazione lunedì sarà la riapertura delle scuole e quindi la maggiore circolazione di auto e bus. Intanto fra le richieste dei primi cittadini in attesa della sistemazione del Bailey è quella di spingere per la liberalizzazione almeno temporanea della 27, un modo per incentivare gli automobilisti a prendere questa via anziché la strada ordinaria. Il traffico infatti negli ultimi giorni è stato deviato sul ponte di Vidor, che ovviamente ha risentito di un problema di sovraccarico. Per raggiungere Ponte della Priola ora i cittadini non solo sono costretti ad allungare la strada, ma i tempi tra coda e traffico sono raddoppiati. È evidente, ha spiegato Gianpietro Cattai, sindaco di Mareno, comune attraversato dall'autostrada, che liberalizzare la A27 darebbe una mano importante alla fluidità del traffico, così come è altrettanto evidente che questa soluzione non può sostituire un ponte tra Susegana e Nervesa. Una corsa contro il tempo, i comuni da una parte che si sono uniti per trovare una soluzione immediata, dall'altra l'ANAS chiamata a sistemare il prima possibile il passante sul ponte della Priola. Tra l'altro negli ultimi giorni molti curiosi si sono avvicinati ai due ponti che uniscono Nervesa e Susegana per vedere lo stato del Piave, con il risultato di aver creato ancor più code e traffico. E intanto il livello idrometrico del fiume Po è già salito di quasi 2,5 metri nelle ultime 2 metri e mezzo nelle ultime 24 ore per effetto delle intense precipitazioni che hanno accompagnato la nuova ondata di maltempo, e quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti di questa mattina al Ponte della Becca in provincia di Pavia, dove il livello del grande fiume è di 3,5 metri sopra lo zero idrometrico. Questo per quanto riguarda il Po, quindi un'altra area del Veneto. Ma allora torniamo a parlare di montagna, ma non solo, insomma, del punto della situazione del Veneto, perché abbiamo in collegamento telefonico in diretta l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin. Buongiorno assessore. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, buongiorno. Allora abbiamo visto questa mattina questi smottamenti che hanno provocato insomma, il blocco della regionale 203 tra Cencenighe e Agordo, ma insomma parliamo un po' di quello che è la situazione e con lei un po' il punto dopo gli ultimi sopralluoghi e in vista anche del sopralluogo di domani. Ma guardate, la situazione è ancora critica perché lo si vede, sta piovendo in montagna, è prevista pioggia anche nei prossimi 5 giorni con un varco un po' domenica. Questo limita le operazioni di soccorso da un lato, quindi si fa fatica a volare con gli elicotteri, anche se i nostri elicotteri stanno volando lo stesso, quelli regionali, nonostante le condizioni meteo. Abbiamo questa mattina 13.000 utenze ancora scollegate dalle linee elettriche, abbiamo paesi senza acqua potabile e qui c'è il problema della viabilità perché l'acqua potabile viene portata con le autobotti, però è chiaro che se ci sono continui smottamenti su tutte le strade è del tutto evidente che anche i soccorritori fanno fatica ad arrivare. In questo momento, in questo preciso istante, abbiamo appena terminato un punto della situazione in unità di crisi, la Gortina è raggiungibile con mezzi fino a 200 quintali quasi dappertutto. È chiaro però che con un territorio così provato le piogge che stanno cadendo, anche se non sembrano essere importanti, quindi piogge normali, non sono normali in una situazione come questa, perché basta poca pioggia per mettere in moto movimenti franosi che sono stati, come dire, innescati dagli eventi che ci sono avuti nei giorni scorsi. Quindi la situazione è in continuo divenire, in continuo monitoraggio, in continua gestione e stiamo facendo tutto quello che è possibile per arrivare il più presto possibile a raggiungere tutti, a rimetterli nelle condizioni di sopravvivenza. Dopodiché ci sarà la fase ricostruttiva perché l'obiettivo che ci diamo è quello di garantire a tutto il territorio una ripresa nel più breve tempo possibile. Abbiamo fatto nell'unità di crisi proprio un punto sulla situazione, ma invitando anche tutti i vari soggetti coinvolti a dare una mano, tutti i soggetti del Veneto a dare una mano al territorio bellunese che è il più drammaticamente colpito,
in modo tale anche nella fase post-emergenziale che si possa tornare alle condizioni di normalità. Peraltro il governatore Luca Zaia ha fatto richiesta anche dell'attivazione di un numero solidale, se non sbaglio, no? È stato proprio oggi. Sì, sicuramente. Io credo che sia fondamentale che tutti diano il loro contributo, ma noi abbiamo sempre detto fin dai primi momenti che le aree colpite del Veneto non possono essere lasciate sole. Problemi ne abbiamo moltissimi, alcuni sono più urgenti rispetto ad altri, ma l'obiettivo è quello di risolverli tutti nel più breve tempo possibile. Senta, cosa si prevede per domani? C'è una previsione, insomma, di come potrebbe andare anche a livello del tempo? Sì, allora le previsioni per domani prevedono che in mattinata ci sarà brutto tempo, poi si aprirà un attimo nel pomeriggio, domenica sarà bel tempo, ma poi lunedì e martedì pioverà ancora, quindi come dicevo prima, con un terreno così provato, così precario, è del tutto evidente che abbiamo centinaia di migliaia di alberi schiantati, pronti a cadere sulle strade, sui corsi d'acqua, abbiamo situazioni di dissesto idrogeologico sparsi in giro per il territorio, pronti a minare la precaria viabilità stradale, e quindi ovviamente l'attenzione è massima fin tanto che ci saranno queste condizioni meteo, e anche dopo, perché poi l'opera semplicemente rimuovere tutti gli alberi che sono caduti ci vorranno non so quanti mesi, perché veramente centinaia di migliaia di alberi che sono caduti. Senta, cosa ci può dire della questione dell'emergenza, insomma, i problemi dell'energia elettrica assente, cioè le utenze, se c'è una stima di quanto è adesso le utenze mancanti, e anche la questione dell'acqua, degli acquedotti nel Bellunese? Ma guardi, lunedì sera sono rimaste senza energia elettrica oltre 90.000 utenze. Stiamo parlando di una provincia, tanto per dare un'idea, che ha 200.000 abitanti, praticamente 3/4 della provincia era senza energia elettrica. Questa mattina siamo arrivati ad avere 13.000 utenze ancora sconnesse, e si sta cercando di arrivare con tutti i mezzi, laddove si riesce rimettendo in funzione le linee, dove non si riesce utilizzando generatori, per cercare di arrivare dappertutto. Questa mattina abbiamo utilizzato un elicottero a doppia elica dell'esercito per portare 4 grossi gruppi elettrogeni in alcune località. Adesso Veneto Strade ci ha assicurato il passaggio di mezzi fino a 200 quintali, quindi i camion, e quindi stanno partendo altri gruppi elettrogeni alla volta dell'Agordino, e si sta cercando di fare il possibile. Per quanto riguarda l'acqua, la situazione è molto precaria in alcune zone, perché non esistono più le opere di preda che sono state travolte da frane, non esistono più centinaia di metri di rete acquedottistica, e quindi la situazione anche lì è complessa e richiederà del tempo per ritornare alla normalità. Abbiamo chiesto proprio in riferimento a questo a tutti gli enti gestori del Veneto di dare supporto al gestore bellunese, che è l'INGSP, affinché tutto riprenda nel più breve tempo possibile. Grazie, allora domani mi conferma che c'è il nuovo sopralluogo con il capo della protezione civile Borrelli, lei è il capo della protezione civile Borrelli e il governatore Zaia. Ma guardi, io presumo di sì delle notizie che ho io, sì, ma io da lunedì sera sono sempre operativo, quindi sono in sala operativa, una nuova mappatura intendevo questo, insomma. Ma no, la mappatura la facciamo minuto per minuto, certo. Dalle sale operative siamo in contatto fra Marghera, che è sempre aperta la sala operativa regionale, e l'unità di crisi, e Belluno, i vari centri operativi misti sparsi sul territorio, e i centri operativi comunali, certo, da dove resistono, e quindi è costante e continua. Poi credo sia auspicabile, insomma, che anche il capo dipartimento della protezione civile verifichi sul campo, insieme al governatore Zaia, che è già stato, lo ricordo, la situazione di grave precarietà. Lo dico perché purtroppo le TV nazionali, la stampa nazionale non ha dato il rilievo necessario. Ieri, quando è arrivato il direttore direttore generale dell'emergenza, l'ingegner D'Angelo,
del Dipartimento Nazionale si commentava insieme e si diceva è lo stesso identico scenario di un grave sisma. Manca l'acqua perché mancano gli acquedotti, manca l'energia elettrica perché le linee sono saltate, manca la viabilità perché la viabilità è crollata e sono anche crollati in alcuni casi i tetti delle case, quindi siamo di fronte allo stesso scenario. Come un terremoto, insomma, certo. Assolutamente sì. Grazie allora assessore regionale Bottacin, buon lavoro, grazie, ci risentiremo ovviamente nelle prossime ore. Arrivederci. Grazie. Una brevissima pausa pubblicitaria adesso. Rieccoci in studio in diretta dopo l'ampia pagina sul maltempo e sulla montagna devastata. Torniamo alla cronaca dal Padovano. Il vigile del fuoco al lavoro stanotte per un incendio scoppiato in un cantiere a Este. Non si esclude che possa essere stato di origine dolosa l'incendio che la notte scorsa ha bruciato un escavatore cingolato in un cantiere lungo la provinciale 41 a Deserto d'Este. Le cause del rogo sono al momento al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri. L'intervento dei pompieri è scattato attorno a 00:30. I vigili del fuoco sono intervenuti con 2 automezzi per portare a termine le operazioni di spegnimento del rogo che ha bruciato la cabina del mezzo movimento terra. Le operazioni si sono concluse dopo circa 2 ore di lavoro. E la Guardia di Finanza di Vicenza che pizzica 2 dipendenti pubblici che svolgevano un doppio lavoro non autorizzato, grazie al quale hanno percepito in vari anni 84.000 euro. Li ha scoperti appunto la Guardia di Finanza di Vicenza, che ha provveduto a segnalare i 2 casi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel primo caso un dipendente pubblico per circa 10 anni ha svolto questo doppio lavoro percependo 71.000 euro, nel secondo caso per 2 anni con 13.000 euro di guadagno illecito scoperto dalla Guardia di Finanza. Siamo in chiusura, vi ricordo ore 13 per parlare di economia, fra pochissimo parliamo di tasse, credete davvero che scenderanno? Questa è la domanda che ci poniamo oggi a ore 13 con Vendemiano Sartor, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, Dario Marzola, consulente fiscale di Confartigianato Treviso, e Giampaolo Vallardi, senatore della Lega. E poi questa sera torna l'informazione anche dopo i TG con 20:10. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Prosegue l'instabilità sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto non accennerà a migliorare il tempo. La perturbazione giunta durante la festività di Ognissanti influenzerà ancora il tempo sulla nostra regione. Piogge e temporali saranno possibili un po' ovunque e potranno risultare localmente anche di forte intensità. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime oscillanti invece tra 13 e 16 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Sarà anche qui molto instabile, con precipitazioni temporalesche piuttosto diffuse un po' su tutte le province, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata, e localmente potranno risultare anche di moderata intensità. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, massime comprese invece tra 16 e 18 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto lo scenario anche sulla nostra regione, infatti sarà molto instabile un po' su tutti i settori, con piogge frequenti e piuttosto diffuse e localmente anche di forte intensità. Temperature minime tra 9 e 10 gradi. Le massime invece si attesteranno intorno ai 14 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.